Bella impresa della nuotatrice di Favara Melania Valenti, di 17 anni, che nonostante la sua giovane età ha partecipato alla traversata a nuoto dello Stretto di Messina. Amante del nuoto ma anche delle arti marziali, il karate in particolare, la 17enne favarese è studentessa presso il liceo classico Empedocle di Agrigento. Nel nuoto è seguita da Calogero Vetro della SSD Academy di Villaseta e si allena nella piscina comunale della frazione agrigentina. Nella disciplina del karate specialità Kyokushinkai, Melania frequenta la scuola del maestro Andrea Caramanno e ha già conseguito la cintura gialla. La traversata dello Stretto di Messina, organizzata dalla ASD Colapesce, si è tenuta domenica scorsa 25 agosto in perfette condizioni meteo marine. Grazie ai tanti sacrifici, ad una perfetta preparazione atletica e un costante allenamento, Melania Valenti ha coperto il tratto di mare da Messina a Villa San Giovanni, sorvegliato dalle mitiche figure di Scilla e Cariddi, con una distanza tra le due sponde di 3 km, 766 metri, in soli 55 minuti e 46 secondi, un tempo eccezionale considerata la sua giovane età. Melania, infatti, con i suoi 17 anni, era la più giovane degli oltre 30 partecipanti alla traversata. È stata un'esperienza bellissima, ha detto all'arrivo, stremata ma felice, che mi ripaga dei tanti sacrifici, grazie alla mia famiglia, al mio allenatore e a quanti mi sono stati vicini e mi hanno permesso di portare a compimento questa splendida avventura.